E allora adesso non soltanto cambiamo argomento, come spesso facciamo nelle nostre mattinate insieme, ma cambiamo musica, anzi ancora di più, cambiamo latitudini, perché attraverso la presenza delle tre professioniste che questa mattina passano dal nostro studio davvero faremo un viaggio nelle emozioni, nelle passioni che attraverso la musica davvero ci consentono di viaggiare in tutto il mondo. Do il benvenuto ad Avenida Sud, ovvero Sandra Cartolari, che ne è la voce. Ciao Sandra, buongiorno, benvenuta anche ad Anna Palumbo, fisarmonica e percussioni, e Alessandra Fogliani, pianoforte. Buongiorno, ciao ragazze, benvenute davvero, grazie per questa occasione che ci date di far passare appunto attraverso questa nostra trasmissione un po' di sensazioni, un po' di passioni, un po' di atmosfere che veramente ci mandano un po' lontano da qui, lo possiamo dire senza tema di smentita appunto. Avenida Sud, un trio tutto al femminile, nato come e per suonare, per trasmettere che cosa, Alessandra? Avenida Sud nasce da un insieme di strane combinazioni, perché all'origine noi tre suonavamo in un quintetto di tango argentino. Successivamente abbiamo avuto un'esperienza di musica napoletana in trio con l'aggiunta di una violinista, e alla fine tra una storia e l'altra, insomma, unendo le nostre caratteristiche specifiche e i generi che abbiamo nel tempo approfondito, è nato questo progetto che oggi portiamo avanti con soddisfazione. Che mantiene l'origine del tango, quello che appunto viveva un po' così contraddistinto, ma che si è arricchito nel tempo, no? E nella formazione anche proprio, attraverso appunto la tradizione, la musica, il canto napoletano. Anna, è così? Sì, è così. Come mai questa incursione, questa compenetrazione di generi e di stili? Un po' appunto, come diceva Alessandra, per queste esperienze precedenti, ma poi viaggiando in questi generi abbiamo scoperto un filo rosso che unisce la passione del tango alla musica struggente della canzone napoletana, e abbiamo scoperto che unendo le due cose i due mondi sono molto più vicini di quanto si potrebbe immaginare, e soprattutto ci ha permesso di sperimentare la bellezza di poterle mischiare, queste due atmosfere. Ecco, che cosa ne è uscito, Sandra, da questa sperimentazione, da questa ricerca, da questo vostro incontro? Beh, è uscito secondo me soprattutto il concetto che il Sud non è un luogo geografico. Sì, un luogo fisico, certo. È un'attitudine, è un modo di sentire, ed è anche caratterialmente è qualcosa che ti fa esprimere in maniera priva di filtri. Diciamo. Sì. È un po' insomma un indagare il Sud che è in ognuno di voi, no? È proprio così, e anche nel risvegliarlo in chi vi ascolta, in chi vi frequenta, ovviamente musicalmente parlando. Allora facciamo così, intanto lanciamo un primo stralcio di una vostra esibizione, poi perché dobbiamo ricordare che proprio domani c'è un'occasione per venirvi a seguire live proprio nel cuore di Modena. Intanto conosciamole queste Avenida Sud. Deshojaba noches esperando en vano que le diera un beso, pero yo soñaba con el beso grande de la tierra y cielo, flor de lino, que raro destino truncaba un camino de linos en flor. Deshojaba noches cuando me esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. Hoy María, cuántos vuelan a giocare con te. Quanto sonne che perda
Insomma, da questo breve stralcio purtroppo non possiamo concederci in questa sede un'intera esibizione, però è arrivato chiarissimo il passaggio appunto dal tango alla canzone napoletana. Proprio questo è il vostro tratto distintivo, no, Alessandra? Sì, succede spesso che quando siamo in prova partiamo a studiare un pezzo, Sì. che si tratti o di un tango o di una canzone napoletana, non importa. E poi alternate a cadenza fissa succede che qualcuno di noi attacca o a suonare o a cantare qualcosa che appartiene automaticamente all'altro genere, Sì. per cui in questa maniera abbiamo proprio scoperto che in effetti l'esecuzione di entrambi i generi trova davvero un trade union, trova una continuità e succede spesso che noi in effetti eseguiamo dei brani che sono alla fine un mix, un medley di un tango, di una canzone napoletana, alternati sia a livello stilistico che proprio di andamento e di atmosfera, così si creano questi momenti musicali un po' particolari che sono un po' una fusione di entrambi i generi. Che sono tutt'altro che una forzatura, perché voglio dire, è proprio la resa anche, sembra proprio un'unica canzone, un'unica armonia, insomma, quindi non è un forzare i due generi per farli assomigliare assolutamente, anzi no, è proprio un seguirli. È un seguire un po' l'istinto musicale Sì. che ti fa passare da questo clima ad un altro. Ci sono anche alle volte, abbiamo notato, non so, che in una milonga parti con una tonalità maggiore e poi arriva ad una tonalità minore, e magari nella canzone napoletana è il contrario, e allora anche questo ci permette di giocare sul modo in cui possiamo armonizzare l'intero passaggio musicale, Sì. per avere un qualcosa che sembra coeso, Sì, che sembra sì. proprio armonizzato. E un po' questo è il vostro messaggio, anche trovare la coesione laddove sembra che non vi sia, no? Torniamo al tema appunto del sud, che non è un luogo fisico, geografico, ma è quasi una condizione mentale, anche un po' da abbattere, no? Questa è una cosa comunque che vi caratterizza. È un genere, è un risultato, ad esempio, Sandra, che tu pensi che possa essere per pochi, voglio dire, magari per chi conosce il genere, per chi già lo frequenta, o insomma, come immagino, è un genere che invece arriva davvero a tutte le orecchie? A tutti, noi abbiamo assistito a questo miracolo di giovani che si sono avvicinati a questa musica mai sentita prima, pensando di ascoltare qualcosa di vecchio, tra virgolette. Sì, sì, è vero. E scoprendo invece che avevano familiarità con queste canzoni, e altresì napoletani che non avevano mai ascoltato la loro stessa musica, canzone, Sì. scoprendola tramite noi umilmente, insomma, Cioè. e questo ce l'hanno detto loro, perché proprio l'avevano data per scontata, Sì. non l'avevano più rivisitata, non l'avevano più esplorata. Noi tra l'altro non inventiamo nulla, siamo abbastanza stilisticamente aiutatemi, Molto rispettosi del genere, perché l'unica cosa che un po' abbiamo notato che il tango ogni tanto fa delle incursioni nella canzone napoletana, cioè i ritmi del tango si sposano molto bene con la canzone napoletana, il contrario meno, però dà un tocco diverso. Sì, anche più gioioso, mi viene da dire. Adesso magari io ragiono anche molto per cliché, no? Per immaginare, però insomma penso alla musica struggente del tango e sì alla passionalità della musica napoletana, ma anche un po' insomma esatto, la leggerezza, la modalità un po' scanzonata, insomma metterle insieme significa forse anche dare a ciascuno un appoggio, no? Una sorta di stampella anche emotiva in chi vi ascolta, no? Sicuramente succede proprio questo, esattamente, diamo un'occasione a chi ascolta di in effetti conoscere entrambi i generi, aiutandoli nell'ascolto, ma al di là di quello è proprio il fatto di utilizzare lo stile e il messaggio di un genere per comunicare quell'altro, in effetti dà una connotazione abbastanza particolare, insomma. Mi viene da dire che è vero che il tango è qualcosa di struggente, appassionato, disperato, spesso e volentieri così, ma anche tutta una parte stilistica, e parlo ad esempio delle milonghe, che sfiora e raggiunge in maniera più diretta e più semplice, insomma, la leggerezza della canzone napoletana. Vero. Di conseguenza, insomma, indubbiamente qualche tratto comune si incontra. Poi il fatto della commistione, insomma, di restare in parti filologiche ma non del tutto,
questo è un po' il nostro esperimento. Insomma. Assolutamente. Tra l'altro mi viene da pensare, ragazzi, che insomma quando si intervistano dei musicisti ci si concentra molto sulla musica, su chi esegue, sul perché, le ragioni. Parlando con voi mi viene anche da soffermarvi su chi vi ascolta, cioè un'attenzione proprio per questa modalità di proporre, di mischiare, di sperimentare attorno a due generi, una predisposizione da parte vostra verso chi quel messaggio riceve, no? Quindi c'è un'attenzione anche verso chi riceve poi la vostra musica, chi l'ascolta, no? Anna, Sì. sbaglio a dire questo? No, È una dici- sensazione a pelle. È una mi viene da sensazione dire. secondo me centrata, perché questo ci viene detto ed è un po' Sì. una cosa che condividiamo, il fatto che per me è molto importante è la comunicazione. Sì. Cioè non è solo il lavoro musicale che sia ineccepibile, ma l'importante è che arrivi e passi qualcosa. Esatto. Passi quello che noi stiamo attraversando in quel momento, che sia la gioia, che sia la scanzonatura, ma che sia anche il momento di un tango classico struggente come la Bordona, per dire, Sì. che sia il momento di O Sarracino, che sia la Milonga. Vogliamo che i sentimenti che noi attraversiamo vengano Sì. e arrivino anche Sì, agli altri. sì, sì. E un po' per questo lavoro di costruzione, di passaggio, Sì. un po' per la possibilità di variare fra alcuni strumenti, vediamo che questo lavoro di comunicazione arriva. Arriva, e questo è proprio il tratto, insomma, del vostro modo di essere cantanti e musiciste, e appunto di proporre la vostra musica. Tra l'altro andare a riscoprire, reinterpretare generi che sono tradizionalissimi, classici ormai possiamo dire, e proporli in chiave, insomma, riletta, riragionata. È molto interessante questo, perché appunto dicevi prima, Sandra, sono canzoni del passato, sono canzoni della nostra storia che si sono andate un po' perdendo e che le stiamo recuperando. Questo è un importantissimo lavoro culturale che voi fate, ne siete consapevoli? Sì. Sì, io vorrei approfittare di questo appunto che tu fai per far notare che queste canzoni viaggiano non solo nel tempo ma anche geograficamente. Esatto. Perché io ho conosciuto Maria Marie Sì. grazie a mia nonna Caterina, modenesissima, Pensa. che cantava canzoni delle mondine, canzoni Sì, popolari, sì, sì. e lei mi cantava sempre una canzone. Posso approfittare per Certo, farvi devi, sentire? devi. Ah, con l'accento modenese lei la cantava, Tra l'altro. e cantava: suona la mezzanotte, sento una fantasia, sento chiamar Maria, sento chiamarmi me. Una voce straordinaria, devo dire, complimenti. E lei- Viene la pelle d'oca anche solo in questi pochi minuti, devo Ma dire. la bellezza è che io non Sì. avevo mai capito che questa fosse una canzone Canzone napoletana. napoletana, L'ho pensa. scoperto il giorno del suo funerale, chiedendo alla banda che lei aveva voluto Certo. di suonare questa canzone, e loro mi dissero: ma questa è Maria Marie? Ma pensa. E da quel giorno Ma ho scoperto insomma- che le canzoni viaggiano e si trasformano, insomma. Certo, certo, insomma la passione per la musica viaggia anche attraverso questi livelli, insomma, Sì. che voi riuscite veramente a trasmettere. Sì. Ci gustiamo un altro stralcio di una vostra esibizione, se la regia mi segue. Vai Pasquale. Devi capire, ricci, l'occhio brillante e il sole che faccia, ogni figliuola si appiccia, si opere passa, che sigaretta a bocca e mani rinta sacca, e se ne va a smargiarsi per tutta la città. O Sarracino, bello guaglione, o Sarracina, tutte femmine va a sospirare. E belle faccia, e belle core, sape fa amore, è malandrina, è tentatore, sto guardando per far innamorare. Ma una rossa la tasera, con un vaso con una scusa, si è rubato anima al cuore. Sarracina, non sei più tu. Al son de tu majestad, hoy pasar de mí por mi gran ciudad.
somos porteñita de nuestra de inicio de la villa que pasaba majestuosa en aquella gran aldea de ventanas coloniales y patrullas federales. Sos la flor de Buenos Aires, porteñita idolatrada con mi piel, de aquella estampa que hace tiempo que se fue. Insomma, come dicevamo, insomma, uno stralcio di alcune vostre esibizioni, però questo particolarmente significativo, no? Dicevate, Anna, dicevi tu del... Sì, perché qui abbiamo voluto proprio unire, siamo partiti dal Cioclo, siamo passati a O Sarracino e abbiamo concluso con la Milonga di Buenos Aires. Quindi proprio un passaggio senza confini, sì, senza confini, geografici, senza soluzione di continuità. Esatto, tra l'altro insomma voi proponete questa così composizione, ricomposizione di generi in maniera anche però originale, certo. No? È così, vero Alessandra? Sì, all'attivo abbiamo una serie di tanghi composti nel famoso periodo quello precedente col quintetto, sì. E ci tengo a sottolineare insomma la valenza e l'importanza anche di questa nostra esperienza, certo. Perché in quell'occasione appunto molti tanghi, parlo di La Voz, Sonrisa Sigianto, composti da Sandra, Elena Luppi, e Anna e me, insomma abbiamo collaborato tutta la creazione di questi brani, e chiaramente ce li tiriamo dietro, li rielaboriamo in trio eccetera, e poi nello specifico, e vorrei che ne parlasse Anna, c'è un tango molto bello che si chiama Tango Nuevo Fisa Vecchia, che è di sua composizione, Anna. E questo tango è legato a Sandra perché? Perché suo papà Camillo Santamaria, Camillo Cartolari, che è stato un grandissimo fisarmonicista, un giorno mi ha prestato una sua fisarmonica. Io me la sono portata a casa come una cosa preziosissima e ho cominciato a suonarla. In quel momento è uscita una melodia originale. Ma sì. Ho detto no, ma questa fisarmonica parla. Dai. Allora io ho registrato subito questa idea che è venuta fuori e l'ho fatta sentire alle ragazze e abbiamo deciso insieme di arrangiarlo. E quindi abbiamo scritto questo pezzo Tango Nuevo Fisa Vecchia, che è partito stranamente proprio da un'occasione legata al papà di Sandra. E insomma c'è un po' del papà di Sandra, un po' della nonna di Sandra, insomma questo vuol dire che insomma il carattere anche, insomma il luogo da cui noi tutti proveniamo, insomma continua ad arricchirci anche insomma nella nostra vita. Allora ragazze, ricordiamo questo appuntamento che sarà domani il 16 di maggio appunto presso il mercato Albinelli, no? Esatto, proprio per uno spettacolo offerto dal mercato Albinelli alla città. A che ora dobbiamo venire al mercato per trovarli? 19:30, piccola pausa 20-21. Meraviglioso, quindi in due tranche per una serata davvero da non perdere con le Avenida Sud, ve le abbiamo presentate, siamo stati molto contenti di avervi qui, complimenti ragazze, grazie davvero.